Il Sulcis è uno di quei luoghi che non confondi con nessun altro. Possiede un'impronta unica. È una regione bellissima, situata nell'estremo sud della Sardegna, nella sua parte occidentale. Questo è un pane tipico del Sulcis. Viene realizzato soltanto a Teulada, si chiama Sadunda, unico in tutta la Sardegna e noi teuladini ne siamo particolarmente orgogliosi. Vedi Davide, il nostro pane Sadunda, prima di essere infornato, ha bisogno di essere punto. Goccio sul murtetto su. Cantai dopo che posso fino da Gianni. Le pianure del Sulcis, i campi aperti e soleggiati, favoriscono la coltivazione de sacancioffa, così è chiamato il carciofo nella lingua sarda. Guadagniamo la superficie, lasciamo la grande cavità naturale di Sant'Adi per raccontarvi la storia toccante di ambienti sotterranei scavati dall'uomo. Siamo a Carbonia, l'ultima città nata in Italia, costruita in soli 2 anni. Nel Sulcis hanno sempre avuto molta importanza le attività estrattive, soprattutto le miniere di carbone. In modo progressivo, le attività estrattive sono cessate anche a Carbonia, ma rimane il grande sacrificio di tantissime persone che insegna preziose lezioni di vita. Non possiamo parlare del Sulcis senza includere anche l'Iglesiente. Queste terre, oltre a essere unite geograficamente, costituiscono anche la più importante regione mineraria della Sardegna. Attilio è un profondo conoscitore della realtà mineraria del territorio e racconta con passione la singolare storia di Porto Flavia. L'ingegner Vecelli fa uno studio su quella che è la falesia, quindi le montagne, i fondali del mare, la posizione strategica, e ne viene fuori l'ubicazione di questo porto che ha rivoluzionato il sistema di carico e trasporto. Un ingegnere piemontese realizzò un'opera davvero imponente e le diede il nome della sua primogenita, Flavia. Lo scenario è inconfondibile per la presenza del pan di zucchero, questo isolotto così chiamato per il colore candido che possiede e per la sua forma, che richiama un pane sardo. In lontananza le perle sulcitane, le isole di Sant'Antioco e di San Pietro. La storia del Sulcis è strettamente legata a quella che oggi è la cittadina di Sant'Antioco, un grazioso centro abitato che vanta un primato invidiabile, quello di essere il più antico della Sardegna e d'Italia. Benvenuti a Carloforte, Luisa de Sampe. Passeggiando nelle piccole strade si colgono nell'aria i profumi del cibo carlofortino. Quando si dice tonno si dice Carloforte e quando si dice Carloforte si dice tonno. Enrico e suo padre Secondo sono degni rappresentanti della cucina carlofortina. Siamo nel punto più occidentale della Sardegna, ma anche del Sulcis, la sua piccola regione, per molti aspetti dai tratti unici,